Abbiamo scoperto nel settore della logistica trevigiana falsi contratti d'appalto per l'ammontare di 7 milioni di euro. 12 imprenditori sono stati denunciati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni di fatto inesistenti, nonché per reato di somministrazione illecita di manodopera. 690.000 euro il complessivo delle sanzioni erogate, 14 le società coinvolte, tra le quali una cooperativa trevigiana attiva nel settore della logistica. La cooperativa trevigiana che abbiamo verificato non ha fatto altro che realizzare un uso distorto del contratto d'appalto di servizi. Dalle verifiche delle Fiamme Gialle è infatti emerso che i rapporti di lavoro con i vari committenti erano sprovvisti del rischio di impresa e dell'organizzazione autonoma dei mezzi e delle risorse, elementi che rendono legale un appalto. La totale assenza di un potere direttivo nei confronti dei lavoratori che erano di fatto soggetti alle indicazioni delle società che avevano stipulato questi falsi contratti d'appalto. Gli operai infatti timbravano le loro presenze nelle sedi dei committenti e non nella cooperativa, la quale, è emerso, emetteva le fatture solo dopo aver ricevuto dai clienti il monte ore accumulato dai propri dipendenti. Operazioni illecite che hanno come obiettivo l'assunzione di manodopera a basso costo. Utilizzare falsi contratti d'appalto per aggirare la normativa da parte di chi dovrebbe essere iscritto in apposito albo e autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali crea le condizioni per lo sfruttamento dei lavoratori.